Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Oggi un evento importante qui all'Istituto Gallo per parlare della violenza sulle donne e poter dire qualcosa in più, Presidente. Sì, oggi 25 novembre il nostro club Agrigento Valle dei Templi presso l'Istituto Gallo celebra questa giornata così delicata, dedicata alla forma di violenza di genere che peraltro continua ad essere molto diffusa, e il nostro service oggi ha l'obiettivo di continuare a sensibilizzare i giovani verso queste tematiche, perché soprattutto questa tipologia di violenza può essere sradicata con una formazione, con una educazione che diventa prevenzione, e noi oggi, grazie alla presenza di illustri ospiti, riusciremo in qualche modo a coinvolgere questa giovane platea che comunque interagirà con dei canti, con dei balli, con dei pensieri e con delle riflessioni, e quindi noi Lions tra i giovani per sensibilizzare a tematiche delicate come quella di oggi, la violenza contro le donne. L'Istituto Gallo è organizzatrice anche di questo evento importante con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi in un giorno, oggi 25 novembre. Ecco, voi lavorate anche quotidianamente per dare degli input anche agli alunni? Sì, oggi è una giornata straordinaria perché oggi in Italia e anche nel mondo si celebra la giornata della difesa della donna. La donna che nella notte dei tempi è stata sempre succube di una figura maschile che il tempo ha reso padrone. Quest'anno noi abbiamo avuto in Italia oltre 100 omicidi, femminicidi per la violenza dell'uomo, quegli uomini che avevano dichiarato di prendersi cura delle donne. Noi perché facciamo e celebriamo questa giornata all'Istituto Gallo assieme al Lions Club di Agrigento e assieme anche ad esperti del settore che ci danno l'opportunità di inculcare nei nostri ragazzi, tutti, sia le donne che i maschietti, che non c'è un padrone nella vita, ma ci sono delle situazioni in cui tutto può essere chiarito, tutto può essere portato nei termini della discussione. E se nei ragazzi già nella scuola viene acquisita questa competenza, la competenza del vivere sociale, del saper vivere, di essere un cittadino, allora significa che noi come scuola abbiamo lavorato per il successo formativo dei nostri ragazzi. Allora, quanto è importante oggi la presenza del vostro corpo che opera e lavora in un tessuto sicuramente molto difficile sul tema della violenza alle donne? Beh, sicuramente anche noi ce ne occupiamo, abbiamo la gestione del reo per questa tipologia di reati ed è una gestione assolutamente particolare. In Italia sono stati commessi solo quest'anno oltre 100 femminicidi, quindi uno ogni 3 giorni, ed è un dato grave, importante. C'è una disciplina normativa che ha inasprito le pene, che ha previsto altre fattispecie di reato, che cerca in qualche modo di contrastare questo fenomeno che purtroppo però continua ad essere in maniera preoccupante dilagante. Grazie. Prego.